In Italia potrebbe arrivare nelle prossime ore Martin, il fratello di Angelika Hutter, ma non i genitori con i quali la giovane lo scorso autunno avrebbe avuto un diverbio per motivi sconosciuti, forse originati dall'irruzione della polizia nell'abitazione della famiglia a Deggendorf una settimana prima della partenza della 32enne. Lo si apprende dal blog di informazione tedesco Promi Blogs, che in un lungo articolo ricostruisce la vita della Hutter, studi, lavoro, successi sportivi fino alla tragedia del 6 luglio scorso a Santo Stefano di Cadore. Promi Blogs riferisce che una settimana dopo l'irruzione della polizia, la 32enne caricò l'auto intestata al padre, una valigia, un materasso e cibo in scatola, l'indispensabile per un viaggio nel sud dell'Europa interrotto bruscamente nel pomeriggio di quasi 2 settimane fa. Gli interrogativi sulle cause dell'incidente in via Udine, nel quale sono morti il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, rispettivamente papà e nonna del bambino di nemmeno 2 anni, continuano a restare senza risposta. Angelika Hutter, indagata per omicidio stradale plurimo, si trova ancora ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, dove è sottoposta a terapia farmacologica. Ieri mattina, giorno fissato per l'interrogatorio di garanzia, la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere su indicazione del suo avvocato difensore Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, che ha riferito come fosse azzardato pensare che la 32enne potesse essere nelle condizioni di sostenere un interrogatorio davanti alla GIP Marson e al PM Marcon. Peraltro le condizioni di impedimento non sono cessate, quindi per il momento Angelika Hutter, pur piantonata, non può rientrare nel carcere femminile della Giudecca. Le indagini proseguono a ritmo serrato, i carabinieri hanno acquisito almeno 2 video e testimonianze sul posto. Il PM Simone Marcon ha nominato l'ingegner Calzavara per una consulenza tecnica. Le famiglie Potente e Antoniello si sono affidate ai legali dello studio 3A Valore, che ha incaricato lo specialista Mario Piacenti. Per gli esiti si dovrà attendere la fine dell'estate. Al momento gli unici punti fissati dagli accertamenti disposti dalla magistratura si riferiscono alla velocità elevata, all'incirca 90 km/h, e alle condizioni di Angelika Hutter, che non si trovava sotto l'effetto di alcol o droga e che non stava usando il telefono cellulare né prima né al momento dell'impatto.